Signor Enrico Guarneri Litterio con questa canzone che speriamo porti bene al nostro pubblico. A mia di Unni mi chiovi mi sciddica, vai! Il signor Litterio Scalisi! Prima strofa! Se tu piangi e scusi pinna, c'è qualchiara su cantina che ove esiste va canciù. C'è chi sbatte per il mutuo, chi sorpassa e fa cornuto, c'è chi ricco e merutuo. C'è chi va dallo psicologo, Ah sì? così vende e si fa mona. Per dire... Con protesta fa benzina, c'è chi si ratta carina, c'è chi è sempre in mezzo ai guai. Ma tanto a mia, signori, vai! A mia. Tutti! Unni mi chiovi mi scidirà, a mia Sì? mi rilassa la musica, dici un proverbio a conte un faruffa, Cucci vando ci mensu. vando mensu quega non ci tuppa e canta a mia. Unni mi chiovi mi scidirà, oh mia. Che fa la gente? A gentilossa da rosicare, sogno tranquillo e faccio una bella vita. E dove se ne sta? Sdraiato soli come una zazzarina e canto a mia. Dove mi piove mi scivola. Anche in italiano, vai tutti! Laira, raira, la 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 laira, raira. Seconda C'è strofa! tu spara e poi si spara, così rompi ma sciddare e chi incrocca per lo stress. C'è quel tempo che è bricchio, c'è invece c'ha avuto di più, chi si pettina con flex. C'è chi fa sesso acrobatico E poi? va dall'ortopedico. Così tu fai la sappa, che il telefonino spacca perché lei non l'ama più. Ma tanto a mia, signori! Vai! Unni mi chiovi mi scidica, leggero, scolazzo come una pollira, e la attesa che ti sempre leggi, mi sdraio soli e mi ammoppo mezzo chilo di sveglia mia. Unni mi chiovi mi scidica, il vento Cosa fa il vento? sopra il grano mi Ah, che meraviglia! e sta mezzita di poco poi mi lascia, soffro da nicchia e canto tanto poi mi passa mia. Grazie, il signor Enrico Guarneri Litterio. Bentornato dopo la pausa natalizia. Buonasera. Buonasera. E grazie per questa canzone. Scaccia pensieri, scaccia crisi. Che Ma c'è? me la spiega una cosa lei? Io, se posso, gliela spiego. Ma perché fanno sempre schiglie? Ma chi? Fermo. Perché? Non lo so, non ha importanza. Perché si muovono tutte Lei, per esempio, come fanno a nasconderlo? Perché lei non fa schiglie. Lei Sia buono, Perché? che ognuno è libero di fare quel che vuole, Certo, e meno certo. male. Come sta, signor Litterio? Ma signora Rosa, ancora stai digerendo da notte con caporale. L'ho capito. Mia moglie ha fatto una ricetta. Pasticcio Marimonti. Pasticcio Mare Monti, bello. Cutene di maiali e baccalaro messo insieme. Beh, certo, quindi Mare Monti significa proprio la carne, quindi in questo caso la cutine del maiale e Abbiamo poi avuto invitati. il pesce, sì. Abbiamo avuto invitati. Scusate le spalle, eh? Prego, sì. Ma è la parte più bella che abbiamo. Sì, infatti, La faccia non possiamo tagliare. infatti noi dovremmo poi dire a voi scusate la faccia, ma questa è. Allora, a Ho avuto che avete ospiti. invitato? Sì. Ho invitato il torinese. Il Il torinese. suo cognato, cos'è? No, è il marito che devo andare, un mio cugino, ma Ah, il credo. cugino, sì. È il marito della sorella della moglie di mio cugino Iaffio. Va bene, sì, un po' complicato. No, è complicato, però è la verità, Sì. ve lo giuro.
Ma mi sta a riducere come Sì, va io, bene, sto l'abbiamo dicendo, detto, non c'è bisogno di ridere perché io sono ridotto bene, quindi basta, andiamo avanti. Allora, mio cugino Alfio, cugino di primo grado di temperatura, nel senso figli di frate e frate. Sì. Scalisi io, Scalisi lui. Sì. Alfio Scalisi, Letterio Scalisi. Ci siamo. Si è sposato con Graziella, Sì. che come tutti ormai sanno, Graziella è un poco buttanella. Va bene, però siccome già Ognuno è come volesse. Esatto. Ognuno è come siccome ormai tutti lo sanno, lei non lo ribadisca Sì, ogni no, volta. per dire perché se che lei lo mio ribadisce... cugino e lui, io diventavo mia cugina. Sì. Si dice cugina acquistata, Sì. perché tu non ce l'hai. Sì. Non fa parte. Sì. Sì. Cugina acquistata. Sì. Sì, cugina acquistata. Sì. Minchia, sì, Ho capito, sì, ma, ma non è che le cugine si acquistano, cugina acquisita. Acquisita. Non è che le dico sì per dirle sì, acquisita. Acquisita. Ora, praticamente, perché questa Graziella, Sì. Buttanella, Sì. c'ha una sorella, anche lei Buttanella. Va bene, che è una famiglia, che cos'è una famiglia? Che si è sposata con uno che Biagio si chiama, Biagio? che se ne un torinese. Un torinese. Sì. Perciò dice ne mettiamo mai, questo è da Torino, noi siamo famosi in Sicilia per l'ospitalità, Giusto, noi siamo veramente molto ospitali. Sì, vero. Che vuol dire? Che siamo consumati, siamo rosa. No, però E allora, l'ospitalità siciliana è famosa nel e allora io mondo, ho chiesto che ce l'hai un poco qua, Sì. perché non voglio, non è tutto, non generalizziamo. No. Ma chi sta del nord, noi ci chiamano terroni, noi ci diciamo siamo della Terronia, un po' antipatici ci sono, ma no tutti, non possiamo fare No, tutti qualcuno è convinto che si lavora solo al nord. Bravo, io ho già avuto un'esperienza triste Sì, ne abbiamo con questo. parlato, sono luoghi comuni a volte. Insomma. Esatto, parlano su pezzi, Esatto, non dovrebbero parlare. Non dovrebbero parlare. Allora li ho invitati, dico, pare che invitamoli a passare il Capodanno in Sicilia. Sì. E chi sto viene? Come arrivavo, invece di salutarmi, di ringraziarmi dell'invito, perché si è cominciato a lamentare. Per giunta. Ma come, te lamenti? Signor Sindaco, ma come, tu vieni, assessore, tu vieni dal nord, vieni in Sicilia, che ti arricchi, intanto che vedi il mare, vedi i faracoglioni, vedi la cetrezza, che ti arricchi la vita. Senta, di acitrezza parlerò tra un po' con una cosa particolare. Si chiamano faraglioni, per favore, faraglioni. Dica le cose come stanno. Faraglioni, sì. Faraglioni? Sì. Faraglioni. Sembra da sé. Sì, va bene. No, arrivi qua e la prima cosa che mi dice, ma voi del sud, né, come siete spreconi, né, solo qui da voi l'autostrada non si paga, né, io ho fatto Genova a Firenze e ho pagato, né, ho fatto Firenze-Roma e ho pagato, né, ho fatto Roma-Napoli e ho pagato, né, e mi desto, no! Che cos'è? È un intercalare tipico, così come noi siciliani a volte usiamo quell'intercalare che lei ha appena detto, non lo ripeta, in Alto Italia, in Piemonte dicono ne. Arrivo a Napoli, da Napoli arrivare qua in Sicilia, in Terronia, non ho pagato né. Ci si muove in neve, ci si mette il culo dice che non si paga. Qua si paga quando si arriva a destinazione, dammi di 100 euro. E allora che ci dai sul primo copilino. Ma lei così ne ha approfittato, però ha fatto bene, quando ci vuole, bravo, gli ha dato il primo colpo, bravo, andiamo avanti. Mia moglie era in cucina, non voleva far entrare nessuno da cucina. Perché le donne sono gelose della loro cucina, no, quando era troppo lavorano... la cucina troppo ingresciata. Per questo pensavo... Dalla vergogna, pensavo fosse un po' di gelosia. Quale, bratte che camminavano sopra una cosa, non ci posso dire. Ma che schifo! Un cane, lo amo. Certo, tutti amiamo i cani. Ma non ci fare due corpi da cucina, fallo andare fuori, no? Senta, però, queste cose che sono così intime, lei non le dica, lei lo sa che i panni sporchi si lavano in famiglia. Certo, in famiglia, una volta si lavavano in lavatoio, ora si lavano in famiglia. Comunque, ci siamo messi moglie a era in tavola, cucina, sì. Abbiamo mangiato, mia moglie si presentava con questo pasticcio Mare Monti. Mare Monti, sì. Un pasticcio in c'erano fette di baccalaro, tutto uno strato. Sì. Sopra uno strato di, sopra baccalaro, uno strato di panna. Di sopra? Sopra la panna c'era uno strato di cutene di maiale, uno strato di pasta.
Signor La Rosa, poi c'era uno strato di sugo di coniglio che di male, usate i conigli malati, dice che viene più saporito. Ma che dice? Ma che Uno schifo. strato di quarumi, di trippa, Anche. un altro strato di... Io come ho visto da cosa di queste case, ma ora sto torinese morono tutto due. Certo. Che noi ci siamo abituati, signor La Rosa. Certo, lei queste cose le mangia normalmente. Io ormai ogni endocorpo tanto, io ci parlo con l'endocorpo. Fermo. E che come se mangiavo due cose, la prima avevo tutto nella faccia. Bluette, viola, giallo, rosso. Sì. Poi sono sicuro che non mi sto sentendo bene, barcollà un po'. Chiaro. Da queste case, niente, c'è la ficha. Ah, sì? Se ne io fuori, se adesso tu corpo con questa bella aria ho digerito. Ha superato il colpo. Superato. Va bene, meno La male. sorella di mia cugina Sì, Graziella, sì. la moglie del torinese, Sì, ho capito. si chiama Teresa. Teresa. Quindi Graziella e Teresa. Sì. Allora, ad un certo punto abbiamo venuto e dice, ora portiamo il dolce. Sì. E mia moglie portava un panettone con faida. Ah, Solo che invece dell'uvetta che passa è meravigliosa. ci metti id a pusetta. No, ma come? I piselli nel panettone, ma E quando mai al si è posto detto? dei canditi, sai perché certuni ci mettono i fettini da buccia d'arancia, Sì. i peperoni. Questo per renderlo più leggero il panettone, no? E di sopra tutta l'iviniore tagliata a metà e imbeccata di sopra. Una cosa pesantissima. pesantissima. Certo. Esatto. Ah, io dico piace. Va bene. Non mo sono le cuore, mo sono solo un poco di vino, mi chiedo da paese. Vabbè, il vino ci un vuole. poco di vino Vino paesano, giusto fai ci una vuole, cosa bravo, veramente- sì. veramente- In pietra. In pietra. Sì. Come finiamo di mangiare, Sì. signor La Rosa, un tocco con Non salute. c'è bisogno. Un tocco con salute. Dice, ce la facciamo una bella partita e carte. Ci sta. Devo dire che nel periodo delle feste, dopo la cena o il pranzo, una partita a carte ci sta. Sì. Dice, ci facciamo una bella partita o poker. Sì. Io sto poker non conosco. Vabbè. Cioè, scusate, io sono troppo bravo in carte. Se mi spiegate le regole e mi spiegare come si gioca. Sì. Quando hai due carte stesse, si fai a coppia. Sì. Quando non hai due coppie, si chiamano due coppie. Doppia coppia, giusto? Due coppie. Due coppie, Quando sì. c'hai tre carte uguali, si chiama tres. Tris, con la I, tris. Fino a scala, poi fino a ravarca mi spiega, poker. Il poker, sì. O poker. Sì. Basta, Sì. nascettamo, Sì. la Rosa, e dopo forse un po' abbiamo esagerato. Perché? Facciamo una posta, signor La Rosa, 80 centesimi. Beh, veramente gioco d'azzardo, siamo al limite del gioco d'azzardo. 80 centesimi di posta. Io dissi, vuoi vedere che ne fanno una spiata? Che arriva la finanza e la brucia. Certo, lei si è preoccupato perché lei è persona per bene. Sono per bene, certo. signor La Rosa, la legge va rispettata. Certo, giusto. Basta, nascettamo. Che tu devi sì carte. Sì. Mentre stavo dando le carte, mia moglie portava così per passare un tempo due fedduzze di carne arrostuta cavolo. Ho capito. Cioè, la mangiamo chi mano, tutte le dita incevate, signor La schifo, Rosa. veramente, Le certo. carte non sbiddicavano, le Come carte non ne spuntino, uscivano. certo, con le mani tutte fatte di lei olio. capisce, di mi carne. prendo queste 5 carte, Sì. perché non sa giocare o poker, si gioca con 5 carte. Lo sanno che si gioca con 5 5 carte. Sì. Io mi allicquito, non per sbiddicare, No. perché c'è lo San Marito che era tutto in deita. Certo. Apri la prima carta, Sì. taccate. Che c'era? Asso. Asso. Spila la seconda Sì. carta, tappate, asso. E sono 2. Sbiddo qua la terza carta, 7. 7. Hai? Devi come visto Hai? 7? Eh? E se buttano la No. miseria. Se lei lo ha pensato nella sua testa, se lo tenga per sé. Vada avanti. Sbiddo qua Sì. la quarta carta, Sì. regina. Regina. Femmina. Donna, sì. Lei sa che i femmine non mi mangono mai. Fermo! Ma io perché è impazzito stasera? Che... ci piacesse che... Lasci perdere, vada avanti. Ma lei ce la farà un giorno. A Lei fare un che- giorno a fare che cosa? A fare sesso. Sì? Io sogno soccorso. Lei ne è convinto? E quando lo farà, mi dice che ci dice sottoscritto. Che cosa farò? L'indomani verrà da me e mi dirà aveva ragione. Ah, sì? A stiro uffici e mi Va rivedrai. bene. Io le prometto davanti a questo pubblico Lo che farà. glielo verrò a dire. Lo Io farà. glielo verrò a dire. Va bene. Va bene. Allora, Avevo 2 assi. aveva 2 assi, poi sette. un 7. La regina... Una donna. Sì. Sbiddo con l'ultima carta. Ai- Tappate. Che? Asso. 3. Da 3 assi. Ai... 3 assi. La giocata era buona. Avevo 3. Sì. 3. Tris.
ero preoccupato, Sì, disse, sì. sto gran cornuto torinese, da faccia giallo come un limone, Sì. che da che respirano, Sì. che respirano. Bello, c'è smog. sì, C'è vabbè. smog, c'è Sì. cosa. Basta, che quanta carta canci? Quante carte? Non sapessi cambi? quando ne cancelli? Quante ne ha cambiate lei? 2. Lei ne ha cambiate 2, certo, avendo un triste ne ha cambiate 2. Ci stai Usetti e a Regina. Bravo. Signor La Rosa, Sì. mi doni le carte, Eh? 2, gli besso, gli metto dietro tappete, asso, Ai. che già l'aveva, Sì. asso, Solo che tu. già l'aveva, Sì. asso, che già E l'aveva. queste le sappiamo, scusi, lei ci sta facendo venire un patema d'animo, eh? Tappete, 10. Ai. Io sapevo andare a faccia di pietra, Sì. non mi faceva capire, Bravo. bestemmiava, ma Ma andava a non faccia si fa, immobile, fermo. non si dice, lei era contrariato, Contrariato, Sì. che tiro l'ultima carta, Eh? asso, Ai. Poker. c'ha 4 assi. 4 assi. Poker. Poker. Non sapeva che fare. Certo. Non sapeva, stava a ridere per farcelo capire. Sì. Stava a chiangere per non ci fare capire. Nel dubbio mi metteva a chiangere e a ridere contemporaneamente. Alternava gli stati d'animo. Alternavo gli stati d'animo. Bravo. Signor La Rosa, Eh. dopo, chiedo per la puntata, spunta mia cucina, piglia e fa che aiutava Ida. Sì. A Teresa. Teresa, sì. Onde fa chip. Chip. Che altri mi tagliavano da faccia. Mm. Come per dire, chi minchia disse? Diciamo che questa era Come l'espressione. Ida disse chip. Chip? E altri piglia ci rispondevo più più. Ma come? Gli arrivo io, ci sto coccodè. Gli appariamo un allevamento Ma di certo, polli. chip, pio, coccodè, che poker è? Me l'hanno spiegato dopo. Sì. Che chip è perché tu ci vai senza soldi. Certo, chip, in economia si In dice, economia. esatto, senza soldi. Io non me. Io ero pronto. Eh. Gli arrivo torinese, faccia giallonusa. Sì. Piglia mi fa, oh Leo. Come? Oh Leo. Disse chi? Oh Leo. Disse croce, porta 4 olive. Che c'era l'amico si Come mangia. No, mi disse, only, tutto quello che ho. Certo. E a munzedavo, Tutto. sai di 2 euro, sai. Ragazzi, il gioco di azzardo diventa sempre più azzardoso. Dopo è sempre- un momento, signor La Rosa, che mi tremavo. certo, con 2 euro sul piatto, ragazzi, la posta è altissima. Signor La Rosa, ma si dice l'uomo pa parola, Bravo. o vuoi piccolo. Così si dice. Così si dice, sì. Io tagliai da faccia, olivo, Bravo. Gli ammuto tutto quello che ho. Cos'era? Eh? Quant'erano? 1,83 euro. Quindi, ragazzi, Non c'avevo altro. esatto. Gli spunta Cristo dice, che cosa c'hai? Cosa c'hai? Abbi un terra do poker che pare che il tavolo stava battendo. Allungo la mano per pigliare i soldi, Cristo mi blocca la mano. Sì. Dice, un momento, Eh. scala reale. Io che minchia vuoi? Dice, è più potente. Che sta dicendo? Ma che ti pare che io sogno sciaune? Che ti pare che sogno signor La Rosa io? Ma come? Ma io che c'entro che non gioco a carte completamente? Se Scusi. il gioco si chiama poker, vuol dire che poker io ho più potente. Scusa, pu- allora perché non si chiamava scala reale? Purtroppo non è così. Allora... Basta, io mi convincevo, c'è poi se mi sono gente in mezzo, dice spartitevi i soldi, basta, ne spartiamo i soldi. Vabbè. Come finiamo di giocare, io stavo dando i carte, dice che cosa stai, che cosa stai facendo? Dice perché non voglio giocare più io. No, dice ora ci dobbiamo fare la Teresina. Giusto. Ora ci dobbiamo fare la Teresina. Già vedo che ci sono un pugno, eh? Io capisco, devo stare. Sì. Qualcuno... No, devo stare, come mia, perché io pensai la stessa cosa. Certo. Io dissi, vabbè che io ho il debito di gioco ora, perché avevo perso. C'è bisogno che mi abbia tua moglie tra le braccia, scusa. Io questo pensai. Sì, Disse, guarda, che mia... Purtroppo temevo che lei avesse pensato questo e questo ho pensato. Io non mi sbaglio mai con lei. Vabbè. Io ci disse, viaggio, non ci facciamo uscire i piedi da fuori. Bravo. Facciamo un'altra partita Sì. e poi giochiamo 7 mesi. Sì. No, perché ci dobbiamo fare la Teresina. E gli rideva, come su d'inciuto. Disse, scusa, ma io non lo so se è il caso. Sponda Ida, puttana. No. Pigliami fare che sì, ha ragione mio marito, ci dobbiamo fare la Teresina. Quando mi sta così abbiai che tanta l'aria, ci sa che manca più mia. Certo. Signor Rosa, mi ci abbiai, non voglio che scavo in terra con tutta la seggia. Appena viene lì vicino da casa, lei non sa che cosa succede. Ma certo. Signor, la stessa sera, vado a dormire le mie, non sono Ma perché la Teresina è un gioco? Ma scusi, non lo signor so, Litterio.
Ha parlato chiaro, Il signor Enrico Guarneri Litterio.